Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Pordenone impegnati in una vasta operazione antidroga per sgominare gruppi di spacciatori in Friuli e Veneto con collegamenti nelle Marche, nel Lazio e in Calabria. 30 le ordinanze di custodia cautelare in carcere tra cittadini albanesi, italiani, macedoni e un egiziano. Durante l'operazione sono stati sequestrati oltre 8 kg di cocaina e 75.000 euro in contanti, perquisizione anche in provincia di Cosenza. Nella tarda serata di ieri, a seguito dell'analisi degli elementi emersi dalle indagini sull'omicidio a San Donato di Ninea, nel Cosentino, dell'81enne Angelo Gigliotti, i carabinieri hanno arrestato Angelo Minervini, 77enne, il vicino di casa della vittima. Sarebbe stato lui a sgozzare Gigliotti, forse in seguito a una lite. È stata recuperata a Ginevra, dopo vari accertamenti dei carabinieri, un'anfora calcidese datata VI secolo a.C., recuperata in una società commerciale svizzera insieme a migliaia di reperti archeologici. L'anfora, del valore di 40.000 euro, è stata restituita alla Sovrintendenza dei Beni Culturali dai carabinieri di Reggio Calabria dopo essere stata presentata alla stampa per la prima volta nella sua terra di origine. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato i 3 scafisti che ieri a Riace hanno consentito lo sbarco di 122 clandestini di nazionalità iraniana, irachena, curda e afghana. Gli arrestati sono russi e avevano condotto la barca a vela dalle coste della Turchia fino in Calabria. Per questo dovranno rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed estorsione per aver chiesto ulteriori 50 euro a testa agli imbarcati. Fare il punto sulle previsioni di spesa dei vari dipartimenti della regione, oltre che controllare e verificare i POR. Questo è l'obiettivo della riunione svoltasi a Palazzo Alemanni a Catanzaro. 3 ore circa di valutazioni e approfondimenti che hanno visto i responsabili dei vari settori interessati ai fondi europei impegnati a presentare le relative previsioni di spesa. Il target da raggiungere è di 178 milioni di euro. L'Unicef e l'Associazione di Promozione Sociale Amici per l'Infanzia vogliono celebrare la 20ª giornata dell'infanzia e dell'adolescenza prevista per domani 20 novembre all'interno del parco Baden-Powell, attraverso un evento aperto alla cittadinanza dove i piccoli diventeranno i protagonisti attraverso una giornata commemorativa di divertimento, di gioco e sport. Si intitola Nudi Pinti ed è la manifestazione che l'artista multimediale, body painter e creativo di fama internazionale Guido Daniele terrà oggi a Catanzaro, organizzata dall'amministrazione comunale. L'Auditorium Casalinuovo infatti ospiterà una personale dell'artista originario di Soverato. Si tratta di opere realizzate su e con il corpo, ispirate alla varietà della natura e dei luoghi che l'artista ha visitato. Il filosofo contemporaneo ed europarlamentare Gianni Vattimo ieri pomeriggio ha presentato all'Unical di Cosenza il suo ultimo libro, Addio alla verità. Nel volume la tesi sostenuta è che la verità va ricondotta a una questione di condivisione sociale. Oggi Vattimo sarà a San Giovanni in Fiore per parlare di utopia e democrazia. Dopo Harry Potter, un'altra saga americana sbanca i botteghini dei cinema italiani. New Moon è uscito ieri in tutte le sale cinematografiche e le teenager hanno preso d'assalto i cinema. A Cosenza in 700 hanno fatto 3 ore di fila per aggiudicarsi un biglietto al primo turno, per vedere il secondo episodio della serie Twilight. Diego Milito, il bomber dell'Inter e della nazionale argentina, ha origini calabresi. A rivelarlo il sindaco di Terranova da Sibari, Eugenio Veltri, che ha scritto al presidente Moratti per invitarlo in paese insieme all'attaccante. I nonni paterni del calciatore sono nati entrambi in paese e poi emigrati in Argentina, Salvatore Milito e Caterina Borelli.